Bella raga, ciao a tutti dal comandone veneziano, siamo allo Giant Stadium di New York per la semifinale tra Germania e Svezia. Purtroppo raga, è una squadra stanchissima, siamo arrivati alla semifinale distrutti contro i campioni del mondo in carica. Pioggia è veramente devastante qui a New York, male della Germania iconica, bellissima, male della Svezia invece, bella, ma un po' di tigarella, scusate, dopo questa me ne vado. Jürgen Klinsmann, Andy Moller e poi via via tutti gli altri. Signori, si parte, la Svezia ha fatto un mezzo miracolo, ma vuole la finale. Mamma mia, il campo è in condizioni pessime, però la Svezia ha fatto qualcosa di incredibile contro l'Argentina. Kenneth Anderson, c'è anche Brolin infortunato, 3 settimane. Dahlin, bravo Dahlin, bravo, che giocatore. Schwarz per Kamark. Tanti cambi per la Svezia proprio in semifinale, ma eravamo distrutti proprio. La barra della fatica era il 99.9 periodico. Comunque il mio obiettivo è stato ampiamente raggiunto, sarebbe bello arrivare in finale. Vediamo con questa pioggia se magari la Germania può avere qualche difficoltà. Attenzione, mamma mia che rischio. Rudi Völler sbaglia per fortuna. Nelson, Lukic, Larsson, Tern vede Dali molto bene, ma niente da fare. Patrick Anderson, oh, cagatissima di Patrick, brutto fallo di Patrick, tesissima la Svezia, si percepisce. Yellow card. Punizione batte Wagner per Jürgen Klinsmann. Lothar, Mario Basler, occhio a Mario Basler, ma Patrick c'è. Terna, Dalin, Schwarz per Kenneth, si è anche svegliato Kenneth, ma in questo caso quella Germania è fortissima, purtroppo. Anche se non è nella realtà, insomma, la Germania era un po' a fine ciclo, una squadra un po' vecchia. Lukic, occhio raga, occhio, Bertold, bravissimo Ravelli, buon portiere Ravelli. Terna, Dalin, ancora però. Pieno di pozzanghere il Giant Stadium. Jürgen fuori, bisillabo di felicità. Classico bisillabo, sì. Ravelli. Tern sta dominando la Germania, ahimè. Attenzione ancora Basler. Bravo Ravelli. In una di queste mod abbiamo vinto solo un europeo nel 96 con l'Italia. Io lo ricordo perché sono mod impestate. E una finale abbiamo fatto sicuro, una finale l'ho fatta, l'ho persa, non mi ricordo quando. Henrik. Larsson come si invola Henrik. Attenzione Schwarz di testa. Oliver Kahn. Anche se nel 94 Cocche. E anche nel 98 mi pare Cocche. Dalin. Oh, Dalin no. Ocio. Bravo Patrick. Dalin. Bel lavoro di Dalin. Per Kenneth, vede Jesper. Dai Jesper Blomqvist, incredibile. Se ne ha Blomqvist dentro lo stadio. Scandaloso giocatore della C Milan di Milano. E per la Svezia, va più che bene. Primo tiro della Sweden.
Che buco Deutschland. Mamma mia, Ravelli. Ci salva il culo Ravelli da bellissimo tiro di Matthäus. Breme. Con una gran Germania, però è fuori. I bisillabi. Nilsson. Siamo al 37esimo. Dalin. Tern. Lothar Matthäus è una bestia Lothar. Mamma mia, cosa ha fatto Lothar. Bravo Nilsson. Dalin. Niente. Occhio. Niente. Mamma mia, che rischio, qui in diretta dallo Giant Stadium di New York. Breme. Niente, gli angoli, Lukic, mamma mia. Lasciano però regala Breme. Klinsmann, madonna, va. Oh, ma Fiori, calma. È un po' tesa la Sweden. Blomqvist la butta su. Ma c'è ancora Lothar. Rudi Völler. Bertold. Bravo Ravelli. Primo tempo difficile. Bertold inquadrato, un bell'uomo. Klinsmann. Seconda frazione. Dalin ci prova ma recupera. Ancora la Svezia, bravo Kenneth Dalin, mamma mia, doppio dribbling. Ancora Kenneth, però attenzione, parte bene la Sweden. Kenneth, Jesper per Tern, entra in area Tern, non ci credo se l'allunga il campioncino svedese. Ragazzi, semifinale dura. Patrick Anderson. Dalin, bruttissimo passaggio di Dalin. No, attenzione Klinsmann punisce. No. Mamma mia. Schwarz. Vai Schwarz. Schwarz ci prova. È molto bravo Schwarz. Per Kenneth. Blomqvist. No, la palla salta al tempo. Il campo è in condizioni pessime purtroppo. Rudi Völler. Recupera Nilsson. Bravo Nilsson. Kamak. Schwarz. Blomqvist. Jesper. Kenneth. Dalin, niente da fare. No, imbucata Nilsson. Brutto fallo di Nilsson. Brutto fallo di Nilsson. Rosso. Incredibile. Rosso per Nilsson. Emoso cazzi. Dalin, togliamolo che è a pezzi. E mettiamo un difensore. Mettiamo Hegmark. Adesso con l'uomo in meno la vedo abbastanza impossibile purtroppo. Chiamaro, finale. Dobbiamo puntare ai rigori, ragazzi. Ai penalty, è l'unica chance. Il segnale in un 10 contro 11 con la Germania, la vedo da quanto dura, se la Germania ha alzato il baricentro. Schwarz prova il contropiede, ma da solo Kenneth adesso. Kenneth non ce la fa. Mamma mia, che red card, signori. Kenneth. Fallo. Mamma mia, sarà durissima, ragazzi, arrivare fino ai rigori così, la vedo impossibile. Solo il Miracle. Kenneth si invola. A far così.
Mettiamo Larsson. Al posto di Kenneth mettiamo Limpar. Ci teniamo un cambio per speri supplementari se ci arriviamo. Schwarz. No! Vediamo se Larsson da solo ma è più veloce. Lukic. Aia, gol. Jürgen Klinsmann punisce la Svezia. E adesso è dura, raga. Adesso è quasi impossibile. È stato un bellissimo sogno, ma si è infranto. Solo il più bello. Mi hanno pagato l'uomo in meno, errore colossale. Larsson, con il cuore Larsson. Più di così. La maledizione di ste mod continua, raga. È veramente. No, tosto, di più sono bellissime. Però noi ci proveremo fino alla fine. Solo una vittoria, Euro 96. No, cagati, mamma mia. Ravelli ci salva ancora, ma proprio la Svezia adesso si vede che non ci crede molto. Larsson. Neanche rimessa. Kamak. Larsson. Allungatela bene, attenzione Limpar. Rigore, non ci credo. Calcio di rigore per la Svezia, incredibile. Calcio di rigore per la Svezia. E rosso anche per Bertold, sta cambiando tutto. Calma. Che gioco. Ti prego, no. No. Larsson. Ti prego, Larsson la pareggia. E siamo 10 contro 10. Si è ribaltato tutto. Non ci credo. Centralissima. Khan non può nulla. Mamma mia, non muore mai. La Svezia era finita la partita. Cosa ci ha regalato Bertold? Ma che gioco è questo, ragazzi? No, il buco. No, il buco adesso. No, dai, però no, rosso, ti prego. Brutta sta punizione, però la Germania non molla, ovviamente. No! Nostra. Tutto da rifare per la Deutschland. 10 contro 10, Bertold espulso. Nilsson espulso per la Svezia invece. Adesso calma, però vedo che la Germania era troppo sicura, adesso sta ritornando ad attaccare ovviamente. Ai. Dico. Fuori gioco. Ridley. È un mondiale senza senso. No? Bravo Ravelli. Grande Larsson comunque. Larsson per Tern. Limpar è tornato. Ha fatto una grande cosa Limpar. Tern. Ti prego, la beffa atroce i tedeschi. Rimessa. Limpar. Tern. La metti in mezzo? Ma non c'è nessuno però. Che partita, ragazzi. Supplementari sarà un passo. Tern. Era finita per la Svezia. Strafinita. Contiamo i tempi supplementari, raga. No. Basler, occhio a Basler, occhio a Mario. Aia Mario. Bravi ragazzi. Buttala su. Fischia. Supplementari, ragazzi. Mamma mia che match. La Germania ha attaccato molto di più. Le statistiche danno una Germania con 11 tiri. La Svezia solo 5 se non erro. Però quello che conta sono i gol. Grande Larsson. Ha preso su un'azione così. Se aveva persa la palla, è pazzesco il calcio.
No, però qua Jürgen fa il numero, è più forte della Germania, lo sappiamo ragazzi. Però qua sbaglia Jürgen. Lucic o Lukic. Terna. Larsson. Mamma Henrik Larsson entra in area. Ma se la allunga di quel cincinino, come si suol dire. Comunque Larsson se la mette in avanti. Sbaglia la Germania. Jesper Blomqvist. Murato Blomqvist. Blomqvist è un po' la merda. Danke Deutsch. Qua ha provato una cosa impossibile la Svezia. Però supplementari meglio la Svezia come con l'Argentina. Blomqvist. Grande Jesper, ancora super Jesper. Larsson. Mamma mia. Una buona Svezia, attenzione però. Lukic, no, cagatissima qua. Recupera ancora la Sweden. Kamak, o come si chiama? Blomqvist, no. No, che numero della Germania. Madonna, che miracolo qua della difesa svedese. Calcio d'angolo, però sono pericolosissimi gli angoli. 14esimo. Non ci credo. Miracolo ancora di Ravelli. No, vabbè. Non può durare tanto ancora. Mamma mia, Ravelli, ragazzi. La Svezia miracolata in sto mondiale. Finisce il primo tempo, signori. Incazzatissimo Oliver Kahn. 3 tiri a 14. Schwarz. Larsson. Vai Henrik, bravissimo Henrik. Mamma, cosa ha fatto Larsson? L'Impar se ciao, ma che cazzo. Un'occasione unica. Non ci voglio credere. Che cuore sta Deutschland e sta Svezia, scusate. La Germania sta sprecando l'impossibile. Attenzione, ancora per errore di Breve. E Larsson si invola. Larsson ancora. Larsson si invola. Henrik Larsson. Non è rigore. No, incredibile. Larsson. Mamma, che numero di Larsson. Nei supplementari meglio la Svezia. Larsson ancora. Niente. Speriamo non rosso, cazzo. Ha ammonito Larsson. Mamma che match, raga. Germania ha 3 errori con Breme comunque scandalosi. Non molto in forma ancora. Germania stanchissima la Germania. Neanche più la Svezia, signori. Larsson. Non ci credo, Kahn. Holly Kahn la fa. Schwarz. Di testa qualcuno, nessuno. Ce la meritiamo noi, Beppe. La meritiamo noi. No, non c'è più la Germania in campo, Attenzione Schwarz la mette in mezzo per Larsson. No, Blomqvist. Jesper. Dai, Jesper. Che cazzo, Jesper. No, adesso però, No, la beffa atroce. Voglio andare ai rigori, cazzo, me lo merito. Larsson di testa. La Svezia ha fatto un secondo tempo supplementare incredibile. Si va ai rigori. Dai. Klinsmann contro Ravelli. Gol di Jürgen purtroppo. Larsson. Gol di Henrik. Riedle, Karl-Heinz Riedle. Gol di Riedle. Gol di Limpar. Wagner, ti prego, buttala alle stelle, Wagner. Sì, Ravelli, calma. Schwarz. Gol, non ci credo, come l'ha messa Schwarz.
Buzzer, ti prego, Ravelli. Non ci credo come cazzo me l'ha presa. Turn. In cielo Turn. Torniamo pari. In cielo Turn. Rudy Folle adesso è dura, raga. Adesso è dura. Eravamo un passo dalla vittoria. Jasper Blomqvist. Miracolo di campo. La Germania va in finale a fare in culo la Germania del cazzo. Abbiamo accarezzato il sogno, incredibile. Ma la Germania di culo va in finale. Meritava in 90 minuti, però ci ha sperato, cazzo. Niente, la maledizione continua. Game over. No, scusate. No, ma che cazzo? Ambri questo. Vediamo chi ha vinto. La Germania vince in finale contro l'Italia. Raga, sotto il comando veneziana. Purtroppo è andato male. Prossima volta andiamo con Sudafrica 2010, che l'ho appena installato. E andiamo con l'Italia, ovviamente, visto che non l'avevamo mai fatto. Che con l'Italia, appunto, il mondiale ci eravamo fermati a Germania 2006. Raga, alla prossima. Ciao!